Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi siamo nuovamente sul Monte Grappa pronti a intraprendere una nuova avventura con il Regno d'Italia, forze attaccanti. Allora, un secondo all'inizio del nostro turno, vediamo se ci possiamo catapultare sul nostro aereo di attacco. Forza... 60 secondi inizio turno. No, credo che siamo già sull'aereo, perfetto. Allora, con calma, un attimino, vediamo... Oh, già ci hanno iniziato a sparare, ma è possibile? Aspetta un attimo. Allora, questo è aereo d'attacco che ha proiettili per disturbare la fanteria e qualche granatina dal leggero potenziale esplosivo. Allora, vediamo se riusciamo a conquistare questo primo punto. Chiesa di San Rocco. Vediamo un pochettino cosa c'è. Vai. Attenzione, nemico colpito, ottimo. 59 punti di danno. Ho 180 monete che penso che spenderò appena arriverò a 250 per acquistare immediatamente qualche potenziamento per il caccia. Attenzione. Penso che gli avversari non abbiano degli aerei. O forse sì, attenzione, ancora. Oh. C'è qualche mortaio di prossimità. Nemico colpito, ottimo. Abbiamo fatto ancora altro danno. Allora, riduciamo la potenza del motore. Dai, ripara. Torna nella zona di combattimento. Bene. Vai. No. Mi sa ragazzi che non ce la facciamo. Vai. 5 4 3, vai. Allora, nuovamente qua. Attenzione, eccoli. Vai. Benissimo. L'abbiamo appena sfiorato. Ancora. Secondo me questo qua è un buon compromesso tra bombardiere e cacciaattacco. È rapido e secondo me se effettua il potenziamento contro la fanteria, che adesso vi farò vedere, davvero un aereo molto utile, anche perché ricarica molto velocemente le granate che può tirare. Facciamo adesso un giro dall'altra parte. Preferisco questa visuale. Allora, vediamo un po'. C'è qualche bombardiere nemico che rompe un po' le scatole. Vediamo. Ok. Mamma mia. Questo deve essere nemico, attenzione. Sì. Attenzione. Dai. Diamo un po' di potenza al motore, Oh, mamma mia. Dai, amico mio. E il nostro caro copilota è riuscito a distruggere il bombardiere. Ancora continua. Vediamo di seguire il confine in maniera in linea retta e cerchiamo di riparare. Vai, amico, continua a sparare. Vai. Giriamo. Ecco, vai. Anche un tempo di riparazione molto rapido. Confronto al bombardiere, davvero un buon aereo. Vai. Vediamo che c'è. Eccolo. Partiamo all'inseguimento, ragazzi. L'aereo che aveva Indiana Jones nell'ultima crociata. Uguale. Vediamo. Partiamo all'attacco. Si sta girando, ragazzi. È pericoloso. Forza, spara, amico mio. Partiamo all'attacco. Dov'è? Vai, ai. C'è qualche maledetto antiaerea. Niente, e lo sapevo io che c'era un'antiaerea rompiscatole dall'altra parte della mappa. Va bene, abbiamo fatto un bel po' di danno. Ci siamo fatti 500 punti. Allora, vi volevo dire, purtroppo non ve lo posso far vedere da questa posizione. Comunque, volevo far vedere il potenziamento per il nostro aereo. Allora, basta così, vediamo di prenderci qualche altra classe, diciamo, di fanteria. Vediamo dove possiamo spawnare con la nostra squadra. Volevo prendermi un altro aereo, però procediamo con fanteria normale. Allora, andiamo avanti. Attenzione che c'è un cecchino là posizionato. Io ho una specie di cannone da campo portatile. Oh, bel colpo. Si parte ancora. Vai. Ottimo, assistenza di squadra. Li abbiamo buttati giù. Erano tutti nascosti lì. Vai ragazzi, andiamo avanti. Ah, peccato. Oh, col fucile a pompa addirittura, da 1 millimetro di distanza. Ci sono medici? Sì, c'è un medico che sta arrivando, spero. 15 metri, dai amico mio. Nixon 20, ci si sta allontanando, mi sa. No, eccolo che arriva, ecco, ha deciso di salvarci. Bravo, ottimo lavoro. No, forse sì, forse no. Ecco, ha deciso, ci ha visto. Grazie, ancora, niente, proprio, benissimo, mi hai alzato. Accetta addirittura, con l'accetta ci hanno ammazzato. Allora, che cosa facciamo? Bombardieri non ce ne sono, aerei neanche, punti di respawn
Volevo prenderlo di nuovo l'aereo, maledizione. Eccolo, no! Maledizione. E anche il tempo. C'è proprio la gente che aspetta lì. Buongiorno ragazzi, posto. Aia, aia. Ammazzatelo a questo maledetto. Oh. A posto? Che c'è qua a terra? Cos'è questo? Supporto? Oh, l'M60. Un antenato dell'M60. Vediamo un po' che ha anche. Ha altre bombe. Oh. Ah, addirittura penso che abbia. Si debba raffreddare dopo un certo intervallo di fuoco. È bello però questo fucile, eh? Con calma. È un brutto posto secondo me questo. Però attenzione di non a sparare. Vai, vai ragazzi. 142 colpi secondo me vanno bene. Teniamoli ancora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Oh. Vabbè, non è un'arma d'assalto questa. Allora, vediamo se possiamo prenderci nuovamente un bell'aereo. Forza. Niente, non ce n'è là. Ho anche comprato il potenziamento per il carro armato. Vediamo se adesso mi danno la possibilità di salire. Ecco, vai, 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 vai. Dove mi mettono? Che è un bombardiere, un caccia? Ecco, un aereo come quello di prima. Però, a differenza del bombardiere, secondo me questo... con questo ci possiamo pure muovere in avanti. Bene, però... Vai. Preferisco scendere. Aio. Ah, ci sono proprio i cecchini che aspettano. Guardate dove sono messi. Niente, niente, dobbiamo agire in maniera diversa. Comunque, secondo me quell'aereo può anche farne a meno di quella specie di mitragliere, perché è molto più agile del bombardiere. Quindi, secondo me... Ah, stiamo prendendo A, dai, dai, dai. Vediamo se mi fanno spawnare in qualche punto. Forza. Qua dentro, proprio dentro la mischia. Mamma mia, non c'è niente, non si vede niente. Mamma mia, stiamo saltando in aria. Vai, vai, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Speriamo che ci tirino su. C'è un medico. Vai amico mio. Grazie. Niente. Niente, non è possibile. Abbiamo sbagliato a entrare là dentro. Vediamo dove ci possiamo mettere. Proviamo a partire di lato, dai, basta. Ecco, proviamo a partire di lato e cerchiamo di attaccarli dal frontone destro. Ordine A ricevuto, l'abbiamo presi. Perfetto. Forza. Che abbiamo qua? Ah, sempre il nostro caro cannone che possiamo utilizzare. Abbiamo preso la chiesa, perfetto. Settore conquistato, attacco debole. Sì, ci abbiamo messo anni. È andato a quello. Aspetta, 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 aspetta. Deve essere qua. Eccolo. Colpito. Dai amico mio, finiscilo tu. Finiscilo tu. L'hai ammazzato? Vai, vai. Allora, vediamo dove possiamo andare. Prendiamoci A. Vediamo, 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 vediamo. Spara. Niente. Aspetta, aspetta. L'hai ucciso? Benissimo. Ok. Ricarichiamo, ricarichiamo. Andiamo su A. Immediatamente. Ho localizzato un ricognitore. Calma. Un kit sentinella è Buono il kit disponibile sentinella. a disposizione. Chi c'è? Vabbè. No. Niente. 3-5 però stiamo facendo, eh. Non è che stiamo giocando male, che con l'aereo all'inizio abbiamo fatto un bel po' di uccisioni. Quindi, allora. Ecco un aereo. Vai, vai, vai. Aereo di attacco. Vediamo se ce lo possiamo prendere. Vai, perfetto. Vediamo che possiamo fare. Allora, guardate quanti ce ne sono là. Vai, 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 vai. Vai. Aio, 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 aio. No, no, c'è il bombardiere. La cosa. No, ce l'abbiamo dietro. Ce l'abbiamo dietro. No, 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 no. Rottura di scatole. Maledizione. C'era là la contraerea. Neanche l'ho preso. Neanche l'ho preso. Non mi danno modo di muovermi. C'è con le contraeree. Guardate, questa penso che sia una Eccolo. Ci sono punti fissi che rompono le scatole. Vai. Allora. Sì, però io non posso neanche spawnare e morire così. Non è possibile. Aspettate, facciamo un'altra cosa. Prendiamoci il cecchino un attimino. Prendiamoci il cecchino proviamo a spawnare nuovamente dal nostro schieramento, così evitiamo di nascere nella mischia e venire eliminati subito. Allora, vediamo un po'. Adesso possiamo fare qualcosa di meglio. Qua che c'è? Un mortaio.
Attenzione. Oh, sono tutti là. Ce n'è un altro, ragazzi. Gli hanno tirato una bomba. C'è un assaltatore nemico. Colpito. 63 punti di danno. Guardate però come rimbombano i proiettili. Anzi, lo sparo nella vallata. Come rimbomba lo sparo nella vallata. Guardate a quello. Niente. Quando si muovono è molto, ma molto difficile prenderli. Allora, perché mi spavento che ce n'è uno sulla sinistra che ho lasciato perdere. Ce n'è uno dietro quelle rocce, però non sono riuscito a prenderlo. E ho paura che mi prendano. Facciamo una cosa. Ecco. Così vediamo di individuare i nemici da quella parte, se ce ne sono. Li facciamo uscire. Vediamo, vediamo. Oh! Preso, 90 punti di danno, ma mi sa che ci ha visto. Si sparerà una cannonata. Oh, e infatti. Eccolo. Niente, così non possiamo prenderlo. L'hanno fatto saltare in aria? Perfetto. Perfetto. Vai, 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 ragazzi, vediamo se possiamo procedere di qua. Con calma. Qua sembra vuoto. Perfetto. Ricarico un attimo questo perché può esserci molto utile. Vai, spariamolo laggiù. Eccolo. Ah, maledizione. Peccato. Vabbè, ritorniamo al centro. Ecco qua, respawn. 50 dei nostri soldati. Vai, vai, voglio mettermi di nuovo l'aereo di attacco. Abbiamo preso B, vediamo se possiamo riprenderci A. Vai, 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 vai. Vediamo se posso tirare 2 bombe. L'obiettivo bravo. Sbagliavo tasto. Vai, 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 vai. Bene, bello, perfetto. Aereo d'attacco Bristol, uccisione in volo. Ok, passiamo di qua. Mitragliatore pronto. Giù con l'elica. Eccola, 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 eccola. Aia. Non abbiamo anche noi una contraerea maledetta? Aio, ecco, questa è la contraerea. Questa è la contraerea. Vai. È la contraerea. No, non era la contraerea, è un altro caccia. Ah, bisogna anche essere fortunati con l'aereo, capitare proprio nel momento giusto e cercare di fuggire dall'azione. Comunque, abbiamo fatto un po'. Abbiamo fatto un'uccisione, penso lì davanti con le bombe. Adesso vediamo se possiamo rinascere qua. Vediamoci questo obiettivo. Chi c'è qua? Chi è questo che spara? Attenzione. Oh. Crollato pure l'albero. Calma. Ehi là, maledizione. Non l'ho preso, ma com'è possibile? Oh, assistenza soppressione. Perfetto, perfetto. Chi c'è qua? Di come spara sembra il fucile di Tarzan, là, di Clayton. Sentite? E il fucile maledetto di Clayton. Vai. Ha lo stesso suono. Attenzione a questo. Beccato. 99. Ma è possibile 99 punti di danno? Ok. Mi sembra che ho ancora un colpo. Ok. 90 di danno. Chi c'è qua? Come fanno a spararmi? Ah, hanno ripreso B. Maledetti. Vediamo. Sembra libero. Ah, sì, libero proprio. Dove era messo, maledetto? Non l'avevo visto. Ok. No, ok. Fucile di Clayton. Stesso sparo. Ci andiamo dove? Ci andiamo qua. Proprio qua. Vediamo se ci possiamo prendere B. Non so se riesco a finire questa partita, che tra poco devo andare. Attenzione. Maledetto. Ma come fai a non prenderlo tu con questo mitraglione? Posso capire io con la pistola. Oh. Andiamo. Mamma mia.
Vai, 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 vai. Ah, che c'era qua dentro? Mamma, entro con la pistola io. Qua mi aspettano col bazooka, io con la pistolina. Vai, 7-12. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo se posso spawnare. No, sull'aereo non voglio spawnare. Torno su A con lo scout. Vediamo se posso fare qualcosa da questa parte. Chi è che suona il fischietto? Allora, tiro un po' di bombe a gas qua, perché secondo me ce ne sono parecchi. Vai. Mamma mia. Albatros. Rompiscatole. Ordine eseguito. Mi sa che abbiamo preso immediatamente il punto A. No, il punto A ancora. Il punto B ancora non l'abbiamo preso. Aspettate, facciamo una cosa. Io torno. Ma perché il carro armato non ce l'abbiamo? Cioè, lo mettono ma non ce lo fanno. Non ce lo fanno, diciamo, prendere. Oh, che bello. Cos'è questo? Mai visto. Wow, che è il mitraglione qua. Kit sentinella, eccolo qua. Benissimo, procediamo. Che è una specie di Iron Man. Nuovo Iron Man. Vai, vai. Calma. Dove sono? Dove sono? Là c'è un cecchino, ragazzi, lo vedete, ma non ci arrivo, penso. No, infatti. Forza, forza, forza. Aiuto, le bombe. E abbiamo perso. Non siamo riusciti a prendere il punto. Maledizione. Comunque, il nostro attacco è fallito, ma non è ancora finita. non è ancora finita. Dovremo reagire da veri italiani. Allora queste pareti di roccia che ci sovrastano crolleranno. Certo. Come l'impero nemico. Allora, abbiamo conquistato solo il primo punto. Per il momento, ragazzi, chiudiamo qui questo video. Ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao a Abbiamo tutti. ricevuto